Un cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione, ma soprattutto all'ascolto, per questo speciale dedicato a quanto sta accadendo per quanto riguarda la campagna politica in Friuli Venezia Giulia, perché ci sono veramente i botti di inizio anno. Il Pignarul Grant aveva detto che sarà un anno molto difficile, un anno di sacrifici, tra la crisi all'interno del centrodestra dovuta al cosiddetto terzo mandato da una parte e direttori regionali, soprattutto quelli sanitari nominati, che Fratelli d'Italia praticamente ha messo subito il veto, e soprattutto il clamoroso colpo di scena accaduto nelle ultime ore a Udine, dove ricordiamo che il sindaco De Toni e l'assessore Marchiol sono indagati per corruzione elettorale. Il tutto è uscito proprio poche ore fa, subito dopo mezzogiorno, e allora chiaramente con Enzo Cattaruzzi gioco forza e ben ritrovato Enzo, dobbiamo partire da questo primo fatto, no? Ciao Mandi, ciao a tutti gli ascoltatori. È un fatto, diciamo così, eclatante, perché l'imputazione è importante, per cui pare che sì, i fatti si riferiscono al mese di giugno, se non sbaglio, dell'anno scorso. Per Sì, cui guarda, ti leggo, se permetti, ti leggo proprio quello che è la comunicazione ufficiale, perché sì. il sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, e l'assessore Ivano Marchiò sono stati iscritti dalla Procura di Udine nel registro dei indagati per il reato di corruzione elettorale. L'esposto è stato sollevato da 12 consiglieri di opposizione guidati da Michele Zanolla, identità civica, appunto riguarda l'accordo che poi ha portato Marchiol al ruolo di assessore ai lavori pubblici, depositato dall'avvocato Miculan addirittura il giugno del 2024. Quindi sono passati, diciamo così, 6-7 mesi quasi, ecco, è Certo. dalla questione. Per cui la cosa, diciamo così, qualcuno dice a orologeria, ma non è il caso, perché insomma non siamo in scadenza elettorale. È una bella gatta da pelare, effettivamente, dovremmo vedere come stanno le cose. Comunque sia, è chiaro che i cittadini di Udine e tutta la regione saranno toccati a sospeso, perché è un evento che spacca un po' il centro-sinistra, fa un check and balance anche con il centrodestra, perché il centrodestra non ha cose di questo tipo, ma ha una crisi importante sul terzo mandato di Federica. Federica ha lanciato anche un sondaggio, pare che abbiano lanciato un sondaggio addirittura per il sindaco di Trieste col suo nome, e pare anche che la Lega stia in fermento, perché i sondaggi sono anche sulla ZIL e sulla CISIN. Insomma, c'è un movimento importante a casa della Lega, ma Fratelli d'Italia dice no, questa volta spetta a noi. Chiaro. E Ciriani mi pare che è stato molto molto chiaro, e anche a livello nazionale, sia il Premier Meloni che il coordinatore di Fratelli d'Italia, anche in Regione, Rizzetto, ha detto non se ne parla. Insomma, io penso che, dicono loro, dopo il trend elettorale che ci vede primi nella Ecco, coalizione, tra l'altro Enzo, ricordiamo che oggi c'è stato proprio un incontro a Udine, nella sede di Fratelli d'Italia, è stato convocato il coordinamento regionale proprio per discutere, no? Al momento non abbiamo notizie su cosa è emerso, perché pare che sia stato più un conclave interno della serie, nessuno sapeva, tutti lo sapevano, però stiamo attendendo insomma anche delle risposte ufficiali da parte di Walter Rizzetto e di tutto il suo gruppo per capire appunto quello che è emerso. Abbiamo letto che la Meloni comunque tira dritto, lei dice in tutte le altre regioni, come giustamente hai detto tu, noi abbiamo l'accordo che ci spetta a noi adesso prendere in mano il toro, cioè prendere il toro per le corna, spetta a noi il posto di presidente di regione. Chiaramente, come hai detto tu, invece Federica e soprattutto la Lega, la lista Federica dall'altra parte, i Friuli Venezia Giulia stanno invece seminando per portare avanti quello che è il loro obiettivo, cioè mantenere la regione anche per un terzo mandato e soprattutto blindare quei comuni dove la Lega e diciamo gli ex leghisti che oggi fanno parte magari nell'area della cosiddetta lista Federica possono tranquillamente portare a casa risultati importanti. Sì, Monfalcone, per esempio, nell'occhio di ciclone, ma anche Pordenone. Mi pare che Fratelli d'Italia ha già espresso il candidato, ma il candidato della Lega non ha ancora l'ok. E Federica, in questo momento, tutta la Lega invoca l'autonomia della regione per dire noi dobbiamo essere autonomi, eccetera. Ma mi pare che il governo a livello nazionale ha già impugnato, noi siamo una regione assoluta speciale, d'accordo, però il governo ha già impugnato la legge De Luca, per cui io penso che loro giustamente dicono facciamo una uniformità in tutta Chiaro. la nazione, no? Fra parentesi, al nord Fratelli d'Italia non ha ancora nessun
governatore. Per cui io penso che Vero? Ciriani Alessandro è in pole position sicuramente per la carica di presidente della regione. Tra l'altro è stato anche vicepresidente negli anni passati, per cui ha un curriculum di tutto rispetto. Certamente qui c'è un punto di domanda su Forza Italia. Forza Italia in qualche modo dovrà sciogliere le riserve, in qualche modo Gasparri ha già detto no anche lui al terzo mandato, per cui si Certo. configura un'azione, diciamo così, particolare che mette in caos o potrebbe mettere nel caos il centrodestra nel momento in cui il centrosinistra non ha alba, sta ancora cercando un candidato moderato e nel momento in cui, giustamente l'hai detto tu prima, viene indagato il sindaco di Udine che era un possibile outsider. Non dimentichiamo che lui è sindaco di Udine ma aspirava alla carica di presidente della Certo. Repubblica. Senti una cosa, senza fare le Cassandre, no? Perché Mm, sappiamo e tu mi insegni che in politica quello che si dice adesso fra 2 minuti può essere tranquillamente rivisto, sicuro, riveduto e sicuro. corretto, no? Mm. Però onestamente, tanto ricordiamo che il sindaco del Toni al momento non sta dicendo nulla, ha preferito non commentare perché sta ancora attendendo ufficialmente la comunicazione che gli arrivi dagli Mm. organi competenti. Lui l'ha saputo attraverso la stampa, al momento non ha ricevuto proprio in mano, no? Né lui né E non lo sa, insomma, come Marchiol, succede ecco, spesso in diciamo, sostanza. ecco, ma tu mi insegni insomma che addirittura a Tangentopoli lo sapevi prima dai giornalisti e poi dopo qualche ora ti arrivava Sicuro, la sicuro. comunicazione ufficiale, no? Mm. Però a questo punto, una volta che arriverà ufficialmente il comunicato, De Toni come si deve comportare? Cioè deve rassegnare le dimissioni, deve presentarsi come sindaco dimissionario per lasciare poi alla la famosa questione morale, nel senso che poi spetterà alla magistratura lavorare, avrà più libertà d'azione, con il fatto che presentando le dimissioni automaticamente Udine andrebbe al voto nel giro di breve tempo. Sì, e questo è un problema molto grosso per la città di Udine. Nel momento in cui ci sono tutti i progetti del PNR in piedi, quindi andrebbe a fare un domino che toccherebbe un Mm. po' anche i contributi regionali. Cioè, non è facile di stricare una situazione di questo tipo. Non è molto facile, anche perché abbiamo visto che il centrodestra nessuno si dimette e probabilmente, hai detto bene, la questione morale qui potrebbe essere una parte dirimente, specialmente nel PD, che in questo momento non ha non vede in buon occhio un po' il fatto che De Toni doveva partire per una distribuzione delle deleghe, quindi un impasto elettorale, si parlava di alcuni assessori sul giro d'aria, eccetera, eccetera. Poi sono le nomine anche in fieri da fare e quindi la situazione, come hai detto tu, l'anno è iniziato con un voto da 90, perché questo sarà sulla bocca di tutti e i media naturalmente dovranno un momentino scoprire qual è proprio questa corruzione elettorale, che è una presunta corruzione, come diciamo, ma che comunque scoppia dopo 7 mesi. E questo la dice lunga su tutta la questione e su tutto il movimento politico che in questo momento regna nella nostra regione, ma in tutta la Vero, nazione. vero, vero. Poi, tra Questo l'altro, permettimi, anche se le cose sono un po' diverse, si ripropone il famoso caso Tavoschi-Strasoldo, no? Perché questa cosa l'abbiamo già vista qualche anno fa, sì, 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 quando sì. ci fu l'accordo, no? Tra Tavoschi e Strasoldo all'epoca per la provincia, e fu proprio il centro-sinistra che lanciò la questione morale, no? Perché obbligò in tutte le maniere, poi il centrodestra chiaramente sfiduciò il suo presidente, si andò al voto e Fontanini divenne presidente della provincia di Udine. Ripetiamo, dovuto e corretto il procedimento, però chiaramente nelle prossime ore qualcosa dovrà venire fuori, no? Perché non È sicuro, passerà anche così perché in... tu mi dici che ben 12 hanno firmato Sì, tutti i l'azione. consiglieri dell'opposizione. E quindi vuol dire che una cosa è veramente pesante, perché insomma non è che a cuor leggero è una cosa che potrebbe anche rendere la vita difficile al centrodestra qualora non fosse vera la questione, no? E quindi diciamo così la magistratura farà il suo corso. Io penso che i magistrati sono molto molto oculati nella nostra regione e sapranno dirimere velocemente la questione perché questo chiedono anche i cittadini, anche per il comune di Udine, insomma, è un comune importante, tutto l'Inter in questo momento stanno facendo anche gli accordi a destra manca. Ma vorrei ritornare un momentino sulla questione del terzo mandato, che ha un Certo. riverbero imponente su tutto, su tutto l'agone regionale. Perché? Perché la Lega non vuole mollare. La Lega ha un po' l'attitudine al comando più che al governo e per cui questo è il suo incipit. No? Naturalmente il fatto stesso che abbiano proposto in Veneto di far slittare
la chiusura del mandato nel 26 per permettere, si dice a Zaia di inaugurare le elezioni, le Olimpiadi, mi pare una cosa incredibile. Io penso che quando ci sono delle regole per tutti, no? Sarebbe come quando giocando a calcio, si dice ma la partita dura 90 minuti, poi ci sono i recuperi. No, la partita dura 120 fin quando... Non è possibile, no? O si levano i mandati, e per cui naturalmente sia nei comuni, dappertutto uno si presenta, altrimenti i mandati vanno, lo sapevano anche prima, no? È una provocazione che potrebbe minare la stessa compattezza del governo, a mio modo di vedere. È una cosa molto... Sì, è un risico. Sì, io sostengo questo, che Giorgia Meloni, che ha avuto un grandissimo risultato, perché ha fatto vedere che da sola riesce a governare, nonostante, diciamo così, il basta ministro vedere degli cosa esteri, sarà, no? potrebbe anche dire, va bene, sapete cosa vi dico? Andiamo a elezioni anticipate nel mese di aprile, per esempio. E qui sarebbe un bel problema, un problema enorme, Questo perché è insomma, nessuno è pronto. Quindi, diciamo così, in politica si sa che di ora in ora cambiano le cose. Ma tornando alla nostra amata patria, al nostro comune di Udine, io penso che questa è una gatta da pelare e farà molto, molto, molto rumore. bene, allora Enzo, io ti ringrazio per questa trasmissione. Abbiamo fatto, insomma, chiaramente stiamo lavorando su quello che sono i comunicati ufficiali. Siamo in attesa, insomma, che tutto possa accadere nelle prossime ore. Non è nemmeno da escludere per quanto riguarda Udine che ci sia un vertice di maggioranza. Ripetiamo, appena ci sarà anche la comunicazione ufficiale, cioè ai due indagati arriverà ufficialmente il tanto di manoscritto che darà il via al procedimento in un certo senso, e non è da escludere che poi qualcuno chiederà la riunione di maggioranza, e da lì tutti gli scenari potrebbero manifestarsi, dalle possibili dimissioni del sindaco al fatto che il sindaco dica no, io vado avanti, Capiremo già perché farsi, senz'altro, questa è la realtà dei fatti. nelle Come prossime sull'altro ore io fronte dico che sapremo tutto. Certo. Bene, grazie Enzo Cataruzzi, grazie a voi come sempre per l'ascolto. Termina qui questo speciale Mixed dedicato a quanto accaduto nelle ultime ore a livello politico su tutti i fronti in Friuli, Venezia Giulia. Grazie per la visione e l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima. Mandi.